Federico e faccio parte della cooperativa Polesine Lab. La cooperativa Polesine Lab si occupa di innovazione nel territorio della provincia di Rovigo, è un braccio operativo di Cooperative Rovigo e in particolare ci occupiamo di 3 progetti in questo periodo. Il CoopUp, quindi uno spazio di co-working, incubatore di impresa a Rovigo che abbiamo aperto da luglio, e un servizio di consulenza, di progettazione e bandi di gara, e un progetto che è appunto questo del Vivi Delta, un progetto di promozione turistica nel Delta del Po. Il progetto Vivi Delta nasce da una voglia di dare un'occasione al territorio del Delta. I pescatori sono appunto imprenditori che dopo aver svolto la loro professione della pesca, la classica pesca, hanno la possibilità di integrare il proprio reddito attraverso il pescaturismo. Quindi con le loro imbarcazioni possono trasportare persone fino a un massimo di 12 regolamentato dalla Regione Veneto e abbiamo appunto trovato questo punto in comune di confronto nella voglia di sviluppare un nuovo progetto, un nuovo modo di fare impresa, ascoltando con il territorio, quindi gli attori principali del territorio, e sviluppando un tipo di turismo diverso, non più il classico turista ma più un viaggiatore che viene trasportato e entra in contatto con la comunità locale. Portale internet, un sito web www.vividelta.it dal quale è possibile accedere e guardare quello che in questo caso il pescaturismo offre e da lì scegliere il proprio giro, che sono in tutto il delta da Pila fino al Bacuco, e si può scegliere in tutta la giornata, addirittura si possono fare anche dei giri in notturna o all'alba per chi è amante delle foto o per chi ha particolari esigenze. È una sorta di booking, ecco, un marketplace dove io invece di acquistare il prodotto su eBay o Amazon diventa un prodotto turistico. Invece che c'è solo Gianluca che fa questa attività, che parla di questa attività, c'è Gianluca, c'è Mattia, c'è Niki, c'è Cinzia, c'è Emanuele, sono tutte persone che fanno i pescatori, che hanno intrapreso questa attività, che addirittura offrono pacchetti diversi, escursioni diverse. Il delta, questa zona del delta è molto estesa. Gianluca da solo non può coprirla tutta, anche perché io sono nato in questa zona, la conosco molto bene, non ho nessun problema. Però addentrarmi in zone sconosciute, in zone lagunari dove ci sono 20 cm d'acqua, perdersi in mezzo a un cannetto è facilissimo. Quindi perché non dare questa possibilità a chi è nato in quella zona e sviluppare le attività in quella zona? E questo, l'idea è questo che mi ha convinto a entrare nel progetto Vivi Delta. Allora, un'uscita tipo di pescaturismo. Diciamo che inizialmente io normalmente vado a pesca come tutte le mattine, quindi mi alzo alle 5 e vado a fare la mia quota di pesca, e dopodiché si ritorna, si accolgono i turisti, i clienti, si accompagnano in barca praticamente fino nella parte turistica, perché nelle mie escursioni mi piace sempre far vedere la differenza tra la parte turistica e la parte naturalistica. Si accompagna alle Fogge, dove c'è spiaggia del Lido Baricata, baricata bici, campeggio, porto Baricata, che è un porto molto conosciuto per la pesca d'altura, e dopodiché al rientro si entra nelle zone alluvionate, in questa laguna d'acqua dolce che noi chiamiamo allagamento, appunto perché è stata allagata con le alluvioni del 51, è una zona ormai abbandonata, non esiste più niente, però il paese di Bonelli era questo qua. Quando entri in questa zona, che i turisti vedono questa distesa d'acqua e tu gli racconti appunto che lì una volta, fino a 50 anni fa, non è neanche una storia molto vecchia, che gli spiega che lì c'erano comunque delle abitazioni, persone che ci vivevano, campi coltivati, e adesso loro vedono una distesa d'acqua, restano un po' sbalorditi e magari qualcuno neanche mi crede. Questa escursione poi continua verso gli Scanni, queste spiagge si raggiungono solo in barca, queste zone che poi selvagge, queste spiagge che molti poi preferiscono appunto sbarcare o addirittura fare il bagno. Quest'estate in molti, specialmente con il caldo di quest'estate, luglio e agosto, praticamente non faceva altro che accompagnare queste persone, arrivavo in spiaggia e lì si spogliavano e facevano il bagno. Trovo
trovavo dei cacciatori che durante l'inverno vanno a caccia e poi quando depongono le armi prendono la macchina fotografica e vengono a fare il birdwatching. Da chi mi ha chiesto di essere accompagnati in spiaggia e lasciarlo là per un giorno intero perché era naturalista e quindi andavi a recuperare e trovavi un po' un abbigliamento un po' strano, da chi è appassionato di fotografia, da chi vuole vedere magari anche per poco tempo una piccola dimostrazione di pesca con la rete tipica, mentre tu gli spieghi com'è la pesca e l'allevamento dei nostri prodotti principali, locali, un po' di tutto. Io la prima volta che ho attraversato il Po da solo avevo 12 anni, ne ho 48, quindi sono 36 anni che giro in questa zona, di nascosto del papà perché si ribeccava. Quindi a remo la prima volta sono riuscito a attraversare, andare dall'altra parte perché era tutto bello, la corrente che ti spinge, ok. Quando è stato il momento di ritornare poi, se non trovavo un amico di mio papà, magari ero ancora lì con questo remo che... Mi sono reso conto che i bambini di Scardovari, di Bonelli, di Portotoglie in genere non conoscono la storia del loro territorio e questa è una mancanza, quindi ci proponiamo anche soprattutto per far conoscere dove vivono, cosa c'è e cosa si può fare. Praticamente c'era il fiume, questo, c'era un piccolo attracco proprio di fronte a Renata come adesso, un'imbarcazione che trainavano con la barca appunto che era il traghetto che trasportava le persone dalla terraferma al paese di Bonelli che si trovava dall'altra parte del fiume. Era in collegamento comunque con la spiaggia, poi adesso è rimasta spiaggia, ma prima era una cosa unica, quindi c'era il mare, c'erano 2 chilometri di terreno coltivato, paese vero e proprio, il fiume e questa parte di terra che non era utilizzata prima di queste alluvioni. Nel 1958 poi questa zona è stata completamente inondata ed è rimasta così, con l'estrazione del metano, con l'effetto della subsidenza i terreni si sono abbassati, in questa zona abbassandosi il mare si è appropriato di questi terreni. Si pensava, anche con questa associazione, si pensava di avere anche un maggior peso politico perché ci sono diversi problemi con il pescaturismo, una cosa assurda, visto che le barche comunque sono barche attrezzate e collaudate acqua in terra per la pesca e dopo dobbiamo fare un'integrazione per il pescaturismo. Ci sono regole diverse, se anche sono comunque barche utilizzate principalmente per la pesca. Ad esempio c'è una legge del Ministero che per il pescaturismo vieta il montaggio di motori superiori a 25 cavalli, mentre con una barca come questa, se dovessi andare a pesca, posso montare tranquillamente un motore a 130 cavalli. Perché allora io per fare il pescaturismo dovrei montare e smontare il motore, mettere un motore più piccolo per fare la stessa attività alla fine? Questo comporta una maggior spesa per chi vuole intraprendere questa attività e già lì uno, se ha qualche idea, la abbandona. Per il pescaturismo pretendono la patente nautica, giusto? Devi sapere andare in barca, però con un 25 cavalli la patente nautica non mi serve. Allora perché devo fare la patente nautica per portare un 25 cavalli quando non serve? E ci sono tutte queste cose che proprio non entrano. Il contratto di rete della pescaturismo si sta sviluppando anche con l'ititurismo, quindi queste cabane o addirittura le case dei pescatori diventano delle piccole punti di ristoro, anche dove alloggiare, dove fare attività ricreative e poi svilupperemo una parte su tutte le varie esperienze che il Delta può offrire, quindi dalle passeggiate a cavallo, dal trekking, dalle escursioni a piedi o stiamo provando anche a vedere altri tipi di attività che non svegliamo ora, ma il futuro è interessante. Una ricetta per un'ottima cooperativa? L'ascoltarsi, sicuramente il saper dare il giusto valore a tutte le persone. Ogni persona ha una caratteristica e un valore che se trovato e messo in luce può dare delle grandi potenzialità alla persona, che siamo comunque è questo, lavorare sulle persone, e poi ovviamente che va a diffondersi nella cooperativa. Secondo me è questo.